E buonasera ad Alessandra Ghizzo, ben trovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1, con me in regia Nicola Marchesin e in studio che ridono abbiamo i Gina. Buonasera. Ciao. Buonasera. Gina è 3 persone e anche con la H finale, giusto? Sì. I Gina sono Ralph Rosolin alle tastiere e al synth, Dario Lotta alla batteria e Michele Botteona al basso e alla chitarra. Di nuovo buonasera, e adesso dobbiamo fare una breve presentazione, sarà breve perché poi lasceremo a voi la parola. Il gruppo nasce nel 2006, un gruppo strumentale post-rock, diverse influenze. La zona di riferimento è Refrontolo, quindi tra Conegliano e i centri di Conegliano, Vittorio Veneto, l'Alto Trevigiano. È appena uscito l'album anche sotto forma, e mostriamolo a favore delle telecamere, Sorry for the Delay, e qua si parlerà proprio del ritardo, quindi e ragazzi, l'album è uscito proprio sotto forma di vinile anche, e a voi la parola, insomma, partendo forse da questo delay? Da questo? Da questo delay nel senso ritardo, quindi sì, giungendo anche magari dal risultato. Ci scusiamo per il ritardo. Il titolo ha gioca un po' su un doppio senso alla fine. Ovvero il ritardo con cui esce questo disco, nel senso abbiamo iniziato nel 2006 a suonare, il disco esce oggi nel 2015. Avevate prodotto un EP all'inizio? Sì, avevamo fatto un demo tape con Beppe Piol in sala nostra, in sala prove, però e poi cosa è successo? E poi abbiamo deciso in qualche modo di fare una registrazione canonica. Dopo qualche anno, sì. E in mezzo cosa ci sono? Che tipo di attività? Di attività, grazie, non mi veniva la parola. Tra pause e attività, perché insomma la domanda è: ci sono state anche pause in mezzo? Sì, assolutamente. Dopo Dario dirà anche lui il suo. Noi esistiamo dal 2006, abbiamo alternato momenti di attività, quindi concerti, prove, quant'altro, festival, così, a momenti di pause più o meno lunghe, pause dovute a motivazioni diverse. Personalmente penso comunque necessarie nell'economia di un gruppo, perché parlo per me, poi non so se la cosa vale anche per loro, ma penso di sì. Una pausa, staccare dalle cose che fai sempre, farti un viaggio, non pensare più a suonare, forse non voler neanche più suonare, poi può aiutare magari a ritrovare uno spirito nuovo, più fresco, interessante quando riprendi. Cioè, noi alla fine abbiamo avuto tutte queste pause, ma sono state pause, mai scioglimenti, abbandoni, abbandoni, ecco. Non so se Dario ha voglia di aggiungere qualcosa su questo aspetto. Che il nostro gruppo la bellezza di questo gruppo è che noi facciamo un periodo, tipo adesso stiamo suonando, facciamo tante prove in sala prove, cioè teniamo bello vivo la musicalità tra di noi. Facciamo finta 6 mesi, 7-8 mesi, poi facciamo 2-3 concerti, la gente che viene rimangono tutti contenti, e poi ci stanchiamo e ci riposiamo. Ma l'aveva preparata così bene Ralph. Sei troppo sincero, dai. Sì, no, è così, sì, insomma, del 2006 capisco. Perché come noi tutti logicamente lavoriamo. Certo. È un impegno avere sempre il gruppo una volta a settimana, 2 volte a settimana. Allora, cos'è che facciamo? Ci proponiamo una data in avanti di alcuni mesi, ci prepariamo bene, poi sembra una musica, non so, semplice o banale, però la facciamo con
abbastanza cura, insomma, con tanta cura, e alla fine anche con nostra sorpresa a volte il concerto viene fuori che si crea un clima positivo, cioè la gente poi vedi che tante volte hanno il sorriso, come sebbene che non sia una musica da ballare o Però da festa, è una musica da ascolto più che sia, però vedi che quando la gente la apprezza. E questa sera ci proporrete 4 stavo per dire 40 4 brani. Da cosa iniziamo? Che brano vuoi? Sì. Iniziamo con Liquidi Alcolici. Liquidi Alcolici, che tu ci hai presentato come... No, tu ci hai presentato come spazio liquido. No. Viaggi liquidi. Come viaggi liquidi. Ah, vuoi sapere il discorso del perché è così? Ma è quella canzone? No. Allora, sono 2 pezzi. Una è Liquidi Alcolici e l'altra è Viaggi Spaziali. Ah, ok. Forse... Oh. Nel disco c'è un pezzo che si chiama... Dov'è? Viaggi Liquidi. Esatto. Ecco. Perché infatti c'era la... Sì, ma perché nel disco sono assieme, nel senso sono un continuum. Ok, quindi questa sera li ascoltiamo tutti e 2, ma separati. E al contrario. E nel al senso contrario. che prima facciamo liquidi alcolici. Ok, interessante allora, Sì. perfetto. Quindi iniziamo da liquidi alcolici. Bravissima. E loro sono i Gina, live a Garage Music.
Piaciuta? Sì, liquidi alcolici, Igina, live a Garage Music. Grande Dario. E volevamo sapere, appunto, musica strumentale. I Gina sono nati come una band strumentale, è sempre rimasta così? In realtà Una volta agli Ralph album- cantava. non solo io, anche Roberto, E dove hai messo il microfono? che è un membro originario dei Gina. Dopo, se vuoi, ti racconto un po'. Ripercorriamo sì la storia. E sì, cantavamo un po' all'inizio, poco. In inglese? No, in In italiano. italiano? Ma erano degli interventi così non importantissimi. A un certo punto abbiamo deciso di fare senza voce, perché ci sembrava di esprimerci meglio così. Perché sinceramente abbiamo tolto quelle voci? Non lo so, però Erano troppo impegnative forse. forse era nei live, nella rottura di scatole con i microfoni, Ah. così, no? Sì, sarà per quello. No, e comunque è una scelta che ormai si è Però fatta da diciamo c'è un tempo. particolare nel disco, Sì. c'è una voce non nostra. 2 voci non nostre. C'è la voce di Cristiana Buso e di Jordan Buttignol, che fanno proprio degli interventi mirati. E là sì, però è in inglese. Sì, in due che pezzi. canzoni? Sono canzoni Cristian- che ascolteremo questa sera? No, Cristiana su Spora 17, che è il pezzo che apre il disco, e Jordan Buttignol su Liquidi Alcolici, che abbiamo ascoltato ovviamente senza la sua voce. Ok, quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori, insomma, a trovare l'album. E potremmo fare un'altra di lei. domanda a Gina se vuoi. Va bene, facciamo un'altra domanda. Tipo, io avevo in mente un po' di conoscere cosa c'è, come è stato concepito l'album e quindi cosa c'è dietro. La gestazione, vuoi Sì, sapere? e non so, tu avevi un'altra domanda? Potresti chiederci di parlare del testo che è stato inserito nel brano Liquidi Alcolici. Aiuto. Come nei liquidi alcolici c'è un testo? Ma non oggi. Oggi abbiamo suonato alla moda tradizionale. Però nel disco c'è una sovraincisione di voce Sì, in l'intervento inglese. di Jordan. Ah, ok. In questa che abbiamo appena ascoltato? Sì. Ok, sì. Però qual è la domanda adesso? Dario, Dario, qual è la dicevamo. domanda? Vuoi parlarci, illustrarci il testo che è tuo? Ah, È sì. tuo il testo, allora intanto. Ok, sì. vabbè. Gli ultimi 2 anni miei sono stati abbastanza tempestosi, ma non è un argomento di questa sera. Però il testo viene da un ritorno a casa, una notte quasi alba in auto, con dei pensieri così, e li ho scritti. A quel punto l'ho scritto in italiano, e a quel punto mi piaceva l'idea di buttarlo dentro da qualche parte, e l'ho fatto con Jordan, che abbiamo tradotto. Jordan è di origine australiana, quindi in ogni caso Madrelingua eccetera, e è venuta fuori sta cosa. È un testo abbastanza personale. Di cosa parla? Ascoltalo. Oh, mamma mia, va bene. Ma te sai l'inglese? Beh, dai, sì. un pochino più il francese, ma... Allora, sei del gatto? Mamma mia. C'è il testo nel disco? Ci sono i testi? No. Ah, quindi devo proprio capirlo, hai ragione un po'. Ma te lo passo se vuoi. Va bene, grazie. Mamma mia. Dario, tu sei troppo briglie sciolte, però mi piacciono i personaggi così. Ma Dario è una persona sempre molto tranquilla e pacata, eh? Ah, sì, no, beh, che sia pacato, assolutamente, però insomma, no, assolutamente. Possiamo parlarti di Michele. Sì, perché esatto, so che Michele è subentrato da poco nel gruppo. Sì, da novembre. Da novembre del 2014, ecco. Esattamente, sì. Fondamentalmente Roberto, il precedente bassista e chitarrista, si è preso una pausa, e quindi io... Le solite pause. Sì, famose pause. E allora io dal niente, così ho trovato l'annuncio su Facebook, credo che fosse,
Sì. Io parallelamente cercavo qualche nuovo progetto, qualcosa, e ho contattato Ralph senza neanche sapere a cosa stavo andando incontro, proprio Ok. a caso. E come background, insomma, Ma un io incontro. suono da 7 anni, credo, quindi insomma nel mio periodo ho avuto un gruppo che ho tuttora parallelamente, con cui suono da 7 anni per l'appunto. E niente, dopo tutto questo periodo io non ho avuto pause, siamo andati via cattivi, ho detto ma avevo voglia di provare qualcosa di diverso in sostanza, no? Perché cosa fai, CV? Giusto per Cosa capire. faccio Cosa tuttora? fai? Sì, suono la chitarra e basta. Ma che genere? Il genere, facciamo brani nostri anche lì, un rock funk, un po' Ok. psichedelico. E adesso sei entrato in un gruppo. Sono capitato più... qui. Vuoi che ti con dico questi cosa personaggi. gli ho detto la prima sera che l'ho conosciuto? Sì, dicelo. Cosa mi hai detto? Gli ho chiesto se ero un metallaro. Anch'io pensavo per questo. No, Grande tutti si Dario. aspettano, io sono etichettato, rovinato. No, ho No, un pochissimo po' a che perché so fare che con il nell'Alto metal. Trevigiano, insomma, c'era un po'... No, una scena metallara, no? Non che io sappia. Beh, dopo se vuoi, ma nella puntata dopo, ti racconto della scena di Vittorio, che secondo me è interessante. Sì, beh, Vittorio, abbiamo già avuto ospiti diversi gruppi del vittoriese, ma secondo me è sempre molto interessante anche proprio parlare dei vari centri particolarmente vivi, attivi, sia Se a vuoi te lo livello dico. di locale che di Se vuoi te lo dico gruppi. subito. Ma l'abbiamo accennato, quindi andiamo. Andiamo dentro. Allora, mi ritengo, ci riteniamo fortunati in qualche modo di essere capitati di essere capitati in questa zona, diciamo in quella zona vittoriese, perché la scena artistica, non solo musicale ma artistica in generale, c'è molto fermento. Lo viviamo sulla pelle, al di là di gruppi anche internazionali che vengono a suonare al Mavo, al Bianconiglio, eccetera. Però proprio i gruppi del luogo, c'è tanta gente che fa roba, secondo me, molto valida, e quindi i locali, soprattutto la cosa molto bella è che se fai roba tua suoni. Se fai cover, per esempio, è molto difficile. Mentre io conosco persone che vivono, non so, verso Bassano, verso altre località, e mi chiedono, ma noi facciamo roba nostra, ma non sappiamo dove andare a suonare, per dire. Invece questo problema qua noi, almeno lì, non ce l'abbiamo. Al di là poi di questa cosa di saper dove andare a suonare, anche proprio è bello essere attorniati da altra gente che fa comunque le tue cose, nel senso suona, si dedica all'arte, così è interessante. Cioè io questa cosa la vivo molto bene, mi piace. Che poi, vabbè, non ci avevo pensato prima, ma io, Ralph, a te ti ho conosciuto proprio in occasione di un'intervista fatta, l'abbiamo citato al Bianconiglio, Sì, l'estate sì. scorsa, insomma, Sì. abbiamo fatto una trasferta con Garage Music, e mi ricordo che abbiamo ascoltato in Questo? anteprima, In no? anteprima, sì. Avevi dato C'era- a Davide, Sì. io saluto naturalmente Davide Cagna. E Il grande Davide, no, niente, mi è venuto l'aneddoto, quindi è proprio bello perché l'ha messo su proprio durante... Sì, volevamo sentire come erano i primi master, volevamo sentire come suonava in un impianto, così. Beh. Sì. Viaggi spaziali, il prossimo pezzo che direi anche ora di ascoltare. Dal vivo a Garage Music, Igina, con la H finale.
E torniamo a Garage Music con i Gina, che sono Ralph Rosolén, Dario Lotte, Michele Botteon. Beh, intanto devo chiedervi come mai questo nome, Gina con l'H finale. Io te lo potrei anche dire, però dovrei ammazzarti. Oddio. No, ti faccio rispondere da Dario, che sicuramente ha una bella storia sull'argomento. Ma semplicemente Roberto Papa, quello che suonava che adesso suona ancora con noi, era soprannominato Gina perché aveva i capelli che sembrava Gina Lollobrigida. E allora non sapevamo che nome metterci. No, Roberto, dove sei? Non c'è perché ci sono le telecamere. Cos'è? No. Si vede che lui è un po' timido. E quindi così. E quindi poi abbiamo aggiunto una H, perché l'H ci sembrava più figa. Sì, era così. Poi sì, insomma, non è che abbia questa importanza, però a fin fine abbiamo deciso di tenere sto nome, insomma. È corto. Sì, no, perché è un po' strano comunque. Poi è femminile. È femminile e si introduce da un articolo, sì, maschile, plurale, perché i Gina, siete sì. in 3, quindi singolare. Poi se si nota plurale, uno che non maschile, conosce, femminile, cioè proprio Sì. di contrasto, insomma. Oltre ad essere un nome del passato e di sicuro, cioè, poco forse contemporaneo. No, mi piace questa cosa di contrasti comunque. Bene, non sapevamo che avevamo fatto tutto questo, però Wow. grazie. No, tornando al presente passato, abbiamo un vinile qua, ci spiegate anche questa scelta di incidere su vinile e beh, intanto... Ma guarda, il discorso del vinile è stato... Noi abbiamo molti amici appassionati di vinile, che da tempo ci chiedevano: se fate un disco dovete farci assolutamente il vinile, fateci il vinile. E allora alla fine abbiamo detto: dai, vi facciamo il vinile. Alla fine poi anche... Vi facciamo il vinile, dai. Arrivo qua. Tac. E alla fine è anche un bel oggetto, no? Sì. Poi abbiamo pensato tutto, nel senso che dentro... Whiteside, cosa c'è? Sì, aspetta, allora, dentro c'è anche il CD, no? Quindi uno può non avere il giradischi, la piastra, però può prendere l'oggetto solo in quanto oggetto e dentro c'è il CD. Io invece questa sera me lo ascolto proprio in vinile. Che bello. Beh, questo è per te. Ma intanto ve lo lascio. E quindi vedevo c'è White Side and Dark Side. Vabbè, allora, qua un'altra contrapposizione, io lo dico. Dopo Dario, secondo me, potrebbe raccontarti le date dei pezzi, così che lui se le ricorda, io un po' meno. Però sono stati fatti nell'arco di X anni, ok? Nel metterli assieme abbiamo cercato di dargli un senso, ovvero di prendere magari le tracce più... di fare finta che questo sia in qualche modo un viaggio, dove c'è il white side, la parte così un po' più positiva, e quindi abbiamo messo dentro i pezzi che ci sembrano più carichi, più grintosi, più solari in qualche modo. E poi c'è il dark side, che è, insomma, la parte un po' più introversa, introspettiva e così. E questo è stato il motivo. Così, solo tanto per in qualche modo dare un senso costruito del tutto. Prima si parlava di concepimento, gestazione dei pezzi. Sì. Non so, diceva che avresti dovuto rispondere te, ti ricordi le ti date? Spiego io. Perché praticamente una volta la prima canzone che abbiamo fatto con questo gruppo, diciamo, si chiama infatti Numero 1. E Ralph aveva dei spezzoni melodici di pianoforte e mi ha detto: prova a accompagnarmi alla batteria. E poi è venuto fuori sto brano, che la prima parte, diciamo, ha una scansione più larga e poi la seconda parte resta sempre nel tema, però cambia un po' l'umore e ha una scansione più fitta, un po' più battuta, e
ed è un bel brano, insomma, fa sempre un bel riscontro, insomma. Vabbè, io chiedo le date. No, scherzo. Tra l'altro dopo ascoltiamo. Sto qua sarà Dopo ascoltiamo numero uno, tra sul pochissimo. 2006 sarà stata fatta. Ok, perché giustamente è il primo brano. Sì, è un brano a quasi 10 anni sto brano. Mamma mia. Bello, anche una cosa bella, penso, portare avanti delle cose che continuano a piacere a suonare. Io lo suono sempre volentieri, ma tutti i pezzi li faccio sempre volentieri alla fine. Come nascono i vostri pezzi? Generalmente dall'improvvisazione. In sala prove, allora a volte si parte proprio da pagina bianca e si suona, e il materiale che poi può essere più interessante viene limato e via. Altre volte arriva qualcuno che ha, non dico un pezzo, magari dei giri o un giro, e dice no, sto giro, e poi ci si lavora sopra. Michele che ha iniziato a suonare con noi appunto da qualche mese, ha visto anche lui un po' sta roba. Tutti e due i modi ho testato, diciamo, interessante. Un'altra cosa sull'album, il vinile è registrato su modo analogico, digitale? Sarebbe stato bello, però non è stato possibile in questo senso, quindi abbiamo registrato diciamo in digitale, però il master che è stato fatto per il vinile è un master dedicato, che è diverso da quello che è stato fatto per il CD. Infatti chi ha sentito il vinile, che ne sa comunque più di me per esempio, ci ha detto che il risultato è buono, molto buono, cioè gli è piaciuto, non ci ha detto suona perché poi il problema a volte del vinile è che suoni, che abbia un volume molto basso, e quindi un rapporto segnale rumore, dove il rumore acquista, diciamo, non prevale, però dà fastidio se alzi, senti tanto fruscio. Invece qua insomma abbiamo comunque un buon equilibrio, non abbiamo però registrato però insomma siamo contenti del risultato. Allora, torniamo alla parte live, cioè ascoltiamo il brano di cui abbiamo parlato poc'anzi, numero 1. Loro sono i Gina.
Ed entriamo a Garage Music, abbiamo ascoltato numero 1 dei Gina. Allora, questo brano, questi brani mi ricordano sempre la prima volta in cui ci siamo trovati. Abbiamo anche discusso di natura, di paesaggi, insomma la musica, la passione forse per la natura, la musica che ascoltiamo dilatata, che crea quindi spazio, cioè appunto tra... Penso che ci aiutino anche i luoghi in cui viviamo. Quello che si accennava prima, siamo lì sulle collinette e in 10 minuti, un quarto d'ora a piedi riesci in qualche modo ad essere fuori dalla civiltà. E questa è una passione che ci accomuna da sempre, anche con Roberto, il nostro altro membro fondatore, che tra l'altro ha fatto l'artwork di questo disco. Deriva da disegni suoi che poi un altro nostro amico ha rielaborato e ha prodotto in questo modo qua, Marco Rossetti, che ringraziamo tanto anche per il lavoro fatto. E comunque sì, stavo dicendo questa passione per le camminate, le uscite, credo che sia una delle componenti che si può sentire nella musica. In questi momenti di evasione dalla città, dal quotidiano, diciamo, ascoltate musica? Avete le cuffie? No, assolutamente. Perché se tu più musica ascolti e più la testa si riempie, no? Secondo me sarebbe opportuno svuotare la mente o comunque lo spirito, di modo che poi è lo spirito stesso che ti rigenera, come che ti butta fuori lui l'idea, lo stare, la musicalità viene fuori, però prima devi pulire strati di musica, di rumore, di pensieri, di negatività o comunque di rumore, di pensieri rumorosi. Quando tu pulisci quella roba là, per esempio andando a farti una passeggiata, una camminata di domenica in inverno a Refrontolo, perfetto, anche se c'è silenzio, vieni a casa che hai un senso musicale, come. Perché infatti la musica secondo me è è una forma di spiritualità, come. Sì, sarà una banalità, però io ci credo. Beh, penso che tu sia il primo che ce lo dice con questi termini, comunque utilizzando queste parole, sì. Cioè io la musica mi piace perché ci sento una dimensione spirituale, come. Però per arrivare a quel livello là bisogna che il mio spirito sia bello energico e i legami con le persone che frequento, sia quelle con cui suono, sia quelle con cui mi relaziono normalmente, siano dei legami belli scorrevoli, belli sinceri, belli in cui senti un'energia positiva. Sì, sono così. In cui c'è il flusso che scorre in qualche modo. Se tu riesci a avere spazio nella mente, la mente è la mente stessa che ti dà le idee. E invece da ascoltatore, qual è il luogo che preferite per dedicarvi all'ascolto invece della musica? Quindi scoprire nuovi gruppi, nuove cose, non so, se c'è un luogo oppure momenti magari, non so. Volevo remare giustamente in direzione opposta a quella di Dario, giusto perché essendo subentrato più recentemente io me li sono ascoltati Gina prima di iniziare a suonarli, proprio invece in momenti di relax, anche può essere di camminata con le cuffiette, molto classico può sembrare, però è stata un'esperienza insomma interessante anche quella, soprattutto conoscendo poco le persone, poco quello che avrei avuto a che fare con queste persone, e non lo so, adesso ripenso anche ai momenti in cui ho ascoltato semplicemente quella musica con piacere particolare, sapendo che insomma sono riuscito per certi versi a entrare a far parte e a creare
un certo ambiente, quindi diciamo che sono un po' in contraddizione, se si vuole, con quello che ha detto Dario, però è sempre un'esperienza piacevole però che mi ha Michele, dato qualcosa. spiegami una cosa, perché praticamente la roba che c'è sul disco è quella che Michele ha usato per studiare i brani, Fondamentalmente sì. giusto? Beh, chiaro, io non ho suonato il disco, l'ho imparato il disco, mettiamola così. Ah, ok. E quindi io l'ho imparato e l'ho riproposto, oggi è la seconda volta, fra l'altro. Prima, se vogliamo dirlo, al MAV. Sì, Avete abbiamo presentato il disco, sì. Che è uscito quindi da pochissimo, Sì, ricordiamo la data. Sì, allora il 7 marzo abbiamo fatto la presentazione, il disco è stato registrato al Garage Studio con Marco Pagotto e esce con Garage Records, quindi tutto garage stasera praticamente. Sì, in effetti. Siamo Garage Music. Siamo in realtà differenti, però li salutiamo. Ciao. Con piacere. Sì, comunque. Quindi ecco, è la sì. seconda volta questa che vi proponete live. Con Michele, con questa Michele. formazione, Sì, esattamente. con Michele, sì. Ci saranno dei live prossimamente? Su questo argomento ci stiamo lavorando, c'è già qualcosa, c'è una situazione tipo di beneficenza il 2 giugno. È una festa che si chiama Tutto si può fare, Ecco, Dove? a Miane. a Miane, il 2 giugno, poi forse c'è qualcos'altro in zona Vittorio, sempre un piccolo festival, una piccola situazione. E probabilmente suoneremo al Bianconiglio. Davide ci ha già detto, dai, a parte il Bianconiglio abbiamo suonato n volte, ma ci andiamo sempre con piacere. E poi adesso stiamo vedendo di fare qualche live fuori dai dintorni. Abbiamo delle situazioni su Bologna, abbiamo degli amici a Strasburgo che forse ci trovano delle date. Beh, insomma, dintorni, qualcosa. più Vabbè, più in là che... Così. Ecco, vediamo, comunque ci stiamo lavorando, insomma, non è ancora tutto definito. Allora, il pezzo con cui ci salutiamo tra poco si chiama Stelle, l'ultimo pezzo che ascolteremo, di cui esiste il video. Sì, video che ha fatto un altro nostro caro amico, un personaggio dell'underground di Refrontolo, Beppe Piol, che tra l'altro anche in questo disco ha fatto degli interventi con degli oggetti sonori, e il video è preso da un lavoro che ha fatto lui per, come spiegarlo, un'installazione, uno stellarium, no, come si dice? Dove veniva un planetario, una cosa così, dove tu da sotto guardi, c'era questa cupola e da sotto guardavi questa sequenza di immagini di stelle, sole, pianeti eccetera, che sono tratti da immagini della NASA, e ci ha regalato questo video, l'abbiamo montato insieme al pezzo Stelle, è venuto fuori il video Stelle. Sì. E adesso ce l'ascoltiamo. Non prima di ringraziare Ralph Rosolin alle tastiere, i synth, Dario Lotta alla batteria, Michele Botteon al basso e alla chitarra, Igina. Io devo ringraziare Nicola Marchesin per il supporto Grazie, tecnico. Un saluto da Alessandra Ghizzo. Vi ricordo che questa puntata la potete trovare anche in video su veneto1.it. Ci salutiamo con Stelle, pezzo tratto dall'album Sorry for the Delay. Loro sono i Gina. Grazie, ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.